Heather McPallister. Claudio Sterpin, come vediamo qui, con la sinistra tiene l'ombrello, ha poi il cellulare sempre dal lato sinistro, lo estrae con la mano sinistra perché a quel punto sposta l'ombrello sulla destra, ma sembra digitare con la mano destra. In ogni caso è difficile capire quale sia l'emisfero predominante. Io ad esempio scrivo con la sinistra, ma gioco a ping pong con la destra, ma suono da batterista come mancino. Insomma, divido le cose, quindi vedendo ciò che faccio io sarebbe quasi impossibile dire se sono mancino o destro. Quindi chissà che per Claudio non valga la stessa cosa. Siamo al punto di partenza. Io ancora oggi non ho idea cosa è successo a Liliana, perché Liliana non c'è più. Cosa sia successo? Se qualcuno gli ha fatto del male, se si è suicidata, questo non lo so. Perché è morta Liliana? Io così sono il marito che ha perso la moglie, che una mattina l'ha salutata, lei mi ha salutato col sorriso come sempre e dopodiché non l'ho più vista. E questi mesi i primi sono stati durissimi, e ci sono delle persone che mi sono state vicine. Io con Liliana ho passato i 32 anni più belli della mia vita. Io quando parlo con la gente che mi chiede dico: guarda, io ti auguro di trovare una compagna, un'amica, una parte di te stessa che comunque è sempre stata lì ad aiutarti nei momenti difficili, a darti dei suggerimenti, di starti vicino, delle carezze, anche dei silenzi. I silenzi quando vai a letto la sera, tante volte dicevo a Liliana: guarda, sono quasi le 8, non ho voglia di guardare la televisione, vado a letto e ascolto un po' la radio. Tu guarda comunque, no, io voglio stare con te. In tutti questi mesi avrò avuto 1000 supposizioni di persone che mi hanno detto di tutto e di più, perciò dentro di me c'è una confusione totale. Più che altro io mi affido a quello che mi viene detto dal mio legale, Paolo Bevilacqua, e di Alice, la figlia, che sono i miei consulenti, i miei avvocati. E io sono lì in attesa, non mi faccio domande e supposizioni. Quando uno dentro sereno ha amato la sua donna, gli ha voluto bene e non ha niente di nascondere, io sono andato da tutti. Sono andato avanti nelle mie cose, nei miei lavori, il mio giro in bici con la GoPro, e dopodiché sono tornato a casa e sono rimasto lì in attesa. E in tutti questi mesi ho sentito solo gente che parlava senza dare una spiegazione. C'è molta gente che dice che si inventano delle cose, ma ok, cosa vuoi? Io non ho modo di ribattere queste persone, assolutamente no. Già dall'inizio io ascoltavo quello che diceva qua e là, ho detto ma anche fosse vero, ho detto ma come ti permetti tu a dire. E Liliana veniva da me e facevamo l'idromassaggio assieme, nudi qua e là, cioè io ho detto ma come si permette una persona di dire queste cose e senza provarle, e così con quale coraggio, con quale sentimento può dire tutto, poi tutto il resto.